Sono appena finiti i lavori di una lunghissima sessione di commissione d'aula, la quarta commissione che si è occupata di licenziare il testo sulla legge delle grandi derivazioni idroelettriche. Sono stati discussi due testi, la nostra proposta di legge come Movimento 5 Stelle, poi condivisa da tutte le opposizioni, e il disegno di legge invece proposto dalla Giunta. C'è stata molta assonanza sui temi e su alcuni punti cruciali di questi testi. Noi riteniamo che oggi si sia fatta letteralmente la storia di una parte della nostra regione, in quanto questa qui era una legge attesa da oltre 50 anni, quella sulle concessioni appunto delle grandi derivazioni idroelettriche. Per darvi un dato quantitativo di che cosa effettivamente stiamo parlando, negli ultimi 15 anni, quindi dal 2005 al 2019, per gli 8 invasi che producono energia idroelettrica, sul mercato libero dell'energia il fatturato ammonta, anzi supera il miliardo di euro. Attraverso questa legge noi abbiamo voluto, insieme a tutto il Consiglio regionale, fare in modo che gran parte dei proventi provenienti da appunto il mercato libero dell'energia rimanga sul territorio, e in particolar modo sui territori di montagna, che sono quelli più impoveriti, che si sono impoveriti nel corso dei decenni. E poi anche un altro punto importantissimo di questa legge è che venga erogata energia gratuita proprio ai territori. Quindi secondo noi oggi, ripeto, abbiamo portato a casa un importantissimo punto per la nostra regione e per i territori della nostra regione. Grazie. 8 ore lunghissime che ci hanno visto impegnati in questa importante commissione, dove abbiamo fatto di tutto per modificare quello che era il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale e ovviamente apportare quelle che sono state le nostre istanze presentate nella proposta di legge ancora qui in Consiglio regionale a giugno. Abbiamo ottenuto molte vittorie politiche, se vogliamo così dire, perché la Giunta e la maggioranza hanno accolto molte delle nostre istanze, ad esempio la cessione gratuita per l'energia prevista dai concessionari per i territori sarà del 100%, quindi non più solo del 50% come era prevista inizialmente, e che sarà destinata alle comunità di montagna e ai territori e ai comuni interessati dalle grandi derivazioni. Un punto importante, noi abbiamo chiesto anche un'altra cosa, che la stessa misura venga prevista anche per i canoni di queste grandi derivazioni. Al momento anche lì non c'è una cifra definita di quanto dovrebbe aspettare ai territori e alle comunità di montagna. Noi abbiamo chiesto che venga destinato il 100% di quanto introitato dalla Regione su queste grandi derivazioni. Riteniamo che sia un punto fondamentale e di principio che rimanga tutto agli enti locali, ovviamente del territorio dove ci sono poi queste grandi derivazioni, queste grandi dighe, i grandi impianti che in questi mesi vi abbiamo anche mostrato nei nostri sopralluoghi. È sicuramente un lavoro importante quello di oggi, ma non basta. Dobbiamo ancora fare qualche passettino importante in avanti. Ci sono state delle modifiche anche per i livelli occupazionali, un altro tema che sicuramente ci sta molto a cuore, e anche dal punto di vista ambientale ci sono state delle aperture. Ecco perché ci siamo astenuti, ovviamente sperando che da qui all'Aula si possano modificare queste parti per arrivare a un'approvazione veramente anche, credo, unanime da parte del Consiglio regionale su questa legge.